le elezioni, il sorpasso sulla Lega, Fratelli d'Italia si ritrova a Monastier per trattare un bilancio verso le prossime sfide elettorali, pronti a scegliere più di un candidato per guidare la regione, e sul CPR in Veneto dicono inevitabile. Migranti, le persone non sono mai un problema, no agli slogan, sì all'unità, sono le parole del vescovo Tommasi dopo la messa in Duomo per festeggiare i 50 anni di attività della nostra famiglia. Anziana di 89 anni dimentica sul fuoco la pentola, pressione ed esce, ad accorgersi del fumo i vicini che entrano in casa, paura a Brada di Piave. 59enne in gravi condizioni dopo uno schianto con la sua auto ad Altivole. È successo poco dopo le 14, la donna ha perso il controllo della vettura rovesciata su un fossato. Lutto cittadino proclamato a Vivaro dal sindaco per la tragica fine del piccolo Gabriele Cesarotto, 10 anni, morto investito dallo scoppio dell'ordigno bellico che il nonno stava disinnescando. Controlli dei carabinieri sull'attività della vendemmia a San Polo di Piave e Masera, scoperti 15 lavoratori nero occupati nella raccolta, erano romeni ed italiani. Bandiere e mezz'asta negli edifici della regione in segno di lutto per la scomparsa del presidente emerito della Repubblica. Da Venezia a Padova e Treviso le visite di Napolitano in Veneto. Oltre 600 persone hanno partecipato ieri sera alla Treviso Urban Trail, oltre 10 km di corsa in notturna attraverso piazze e vicoli tra gli scorci più belli della città di Treviso. TG Treviso, buonasera. La politica in apertura di questa edizione del telegiornale L'Italia vincente. Andiamo a Monastier per la convention di Fratelli d'Italia ad un anno dal voto, con le sfide di elezioni europee e amministrative ormai alle porte, la consapevolezza di poter mettere sul tavolo uno o più nomi per la corsa alla regione. A un anno si fa il punto di quello che è stato fatto e delle sfide che dobbiamo affrontare, senza filtri, senza inganni. Dopo la cena tricolore una settimana fa a Ponte di Piave, stati generali di Fratelli d'Italia a Monastier, un anno dopo le elezioni politiche che hanno decretato quello di Giorgia Meloni, primo partito. Si vada oltre il tema migranti, invoca il coordinatore regionale De Carlo, elencando quel che il governo ha fatto in tema di lavoro ed equità sociale, a partire dall'abolizione del reddito di cittadinanza. Ministri in collegamento da Roma, parlamentari, amministratori regionali, sindaci, ci si riunisce e ci si conta. Le prossime sfide sono amministrative, europee e regionali. Per la presidenza del Veneto De Carlo non avanza pretese, ma nel caso ci sia da fare un nome abbiamo le carte in regola, dice. Prima ci dedichiamo alle europee e poi ci dedicheremo a vedere se abbiamo le condizioni per poterle fare nell'interesse dei veneti, mica nell'interesse nostro personale. Noi abbiamo sempre delle persone che secondo noi possono ricoprire dei ruoli importanti, quindi sia a livello locale quando abbiamo le candidature dei sindaci, a livello anche regionale, se dovessimo anche dare un'indicazione di un candidato alla regione sono certo che non avremo un problema, anzi il problema potrebbe essere tra quanti dobbiamo scegliere. L'assemblea si apre con il minuto di silenzio per la scomparsa del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, circostanza questa che di lì a pochi minuti costringe a stravolgere il programma della 2 giorni di Monastier. In concomitanza con l'apertura della Camera Ardente per l'ex presidente emerito Napolitano, noi abbiamo rinviato tutte le manifestazioni in programma per domani, compreso l'intervento di Giorgia Meloni. Credo sia un atto doveroso e che manifesta ancora una volta il grande rispetto che abbiamo noi e che abbiamo sempre mantenuto per le istituzioni. Il ministro dell'Agricoltura Francisco Lollobrigida si collega da Roma, in platea vecchi e nuovi militanti e il volto che non ti aspetti, quello dell'ex senatore leghista Massimo Candura, passato a Fratelli d'Italia a causa delle incertezze del Carroccio sulla posizione italiana in seno alla NATO, di fatto l'ennesimo leghista che se ne va. È una scelta estremamente personale. Io ho già spiegato per me, posso spiegarla solo esclusivamente per la mia persona. Altri hanno fatto la scelta di andare altrove, di rimanere in Lega, non lo so, bisognerà chiederlo a ciascuno di loro. Sui migranti, Fratelli d'Italia procedono con patti CPR in ogni regione, dicono, ma dobbiamo evitare che partano e lanciano il blocco navale europeo. Il tema migranti è necessariamente tra le prime voci del bilancio del primo anno di governo di Giorgia Meloni e il confronto tra dirigenza del partito e iscritti, siano essi amministratori pubblici o semplici elettori, non può prescindere dal nodo CPR. Proposta impopolare, quella di un centro per i rimpatri in ogni regione, ma dalla quale per Fratelli d'Italia non si può prescindere per gestire gli arrivi evitando l'accoglienza diffusa. CPR ci sono in altre regioni, vanno fatte in ogni regione perché consentono lì in maniera molto più veloce di capire chi ha
lo status per rimanere e lavorare da noi chi invece va espulso, e ci consentono una immediata rimpatriata degli stessi. Chiaro che vanno fatti nei luoghi dove c'è poca pressione abitativa, dove sono facilmente controllabili e dove magari non hanno già pagato un prezzo alto come Cona e Conetta. Dentro questo centro dove cercheremo di mettere tutte le tutele per il territorio che lo ospiterà, nessuno vuole, no, una cosa così impattante nel proprio territorio. Vedremo di fare in modo che sia almeno compensata. Ma una soluzione strutturale, ripetono dal partito della Premier, va ricercata a livello internazionale. Non è possibile ovviamente consentire di far entrare un oceano all'interno di una bacinella. Crediamo in un blocco navale europeo con l'appoggio anche delle nazioni che vivono di là del Mediterraneo e che sono quelle più coinvolte in questa grande partita. Il resto sono solo palliativi, dice De Carlo, che hanno tuttavia una ricaduta sui territori. Io sono sempre stato contrario ai migranti in generale, però rispetto a una gestione diffusa, 3 per comune, meglio ci sia un grande centro dove si possono controllare e dove soprattutto si possono mandare via appena è finita l'emergenza o appena si trovano soluzioni con l'Europa. Ma far pagare 5.000 euro per evitare il CPR è un'idea che la trova d'accordo? Sì, sono anche pochi. E poi sui migranti c'è la voce del Vescovo, Monsignor Michele Tommasi, che oggi ha celebrato la Santa Messa per i 50 anni della nostra famiglia. Sentite che cosa ha detto. Davvero una persona non è mai un problema. Alcune persone ogni tanto creano dei problemi, ma poi questi insieme bisogna risolverli col contributo di tutti. Se non c'è il contributo di tutti non andremo da nessuna parte. L'emergenza profughi, il problema dell'Europa, dell'Italia, della politica. È il Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tommasi, a fare appello a tutti, cristiani e non, a cambiare la narrazione di questo particolare momento storico. Pensiamo sempre che sia un'emergenza, invece è una realtà del nostro mondo, continua a ripeterlo il Vescovo di Treviso. Dobbiamo, dice, accogliere con giustizia, sicurezza, ma accogliere rispettando così la dignità di tutti. Il problema, la questione, non è risolvibile con facili slogan. Ecco, questo io chiedo a tutti di affrontare ciascuno per la sua parte quello che è possibile fare nella cura per le comunità, ma l'appello va anche allo Stato, va alla politica europea, va all'ONU. Sono questioni dove tutti dobbiamo fare la nostra parte e nessuno può essere lasciato solo. E fa appello alla possibilità che noi, così come la politica, abbiamo di scegliere da che parte stare. Il passaggio durante l'omelia della messa per la celebrazione dei 50 anni a Treviso della nostra famiglia, fondata da Beato Luigi Monza, da 70 anni a fianco dei bambini nati con gravi disabilità e delle loro famiglie. Sì, oggi dobbiamo continuare a scegliere per che cosa vogliamo impegnare le risorse di questo nostro mondo. Nell'omelia ho detto magari una bomba in meno, un ordigno in meno e dare più risorse a queste istituzioni che ne hanno bisogno. Torneremo a parlare tra poco della nostra famiglia, ma intanto vi facciamo vedere questo video. Le immagini sono davvero di pochi minuti fa. È la tromba d'aria che si è abbattuta sul comune di Borgorico. Siamo nel Padovano, guardate la violenza, la forza del vento che ha letteralmente fatto volare i coppi di diverse case. Colpita un'intera via Piovego, poi sono stati abbattuti dei pali dell'Enel e di Telecom. C'è una piccola frazione che non ha energia elettrica, sul posto c'è la polizia locale, ci sono anche i vigili del fuoco, continua peraltro a grandinare anche nei territori limitrofi, siamo sempre nel Padovano. E la cronaca poi ci porta a Breda di Piave, un'anziana di 89 anni ha dimenticato sul fuoco la pentola a pressione ed è uscita ad accorgersi del fumo. I vicini che hanno salvato la casa. Vediamo. Abbiamo sfondato il portoncino per entrare praticamente. I calci alla porta e poi con la coperta sul viso per non respirare il fumo che aveva già invaso l'abitazione. Fabio, vicino di casa, e Luigino, il padre di un altro residente di via Montello, hanno fatto irruzione nella casa dopo aver visto il fumo uscire da porte e finestre. La paura è che la proprietaria, la signora Bertilla, di 89 anni, residente qui da una vita, fosse all'interno. La signora era in cucina, dopo 2 minuti sarebbe stata morta. Sì. Perché io sono entrato, mi sono messo un panno sulla bocca. La macchina, la bicicletta non c'era, per fortuna. Avevate paura che la signora fosse dentro?
perché fino a un'ora fa che era andato via era di sopra la signora. Usciva fumo dalla porta? Dalla porta, dappertutto, era tutto nero, non si vedeva niente dentro. Dopo io, siccome che conosco la casa, che è uguale alla mia, ero aperto dappertutto. Una pentola dimenticata sul fuoco, pare non fosse la prima volta. La donna vive da sola, i figli si trovano in Svizzera, per questo i vicini sono sempre stati così presenti. Questa volta però si è sfiorata la tragedia e la paura tra i residenti di Via Montello è palpabile. A salvare la casa dell'esplosione, spiegano, il fatto che la pentola a pressione fosse dotata di una valvola salvavita. Dopo aver chiuso il gas hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i pompieri di Treviso e i carabinieri. Sulla dinamica non c'è nessun dubbio. La cucina ricoperta di fuliggine, le piastrelle staccate dal muro, il calore che ha deformato gli oggetti. I vicini hanno atteso la donna in strada per prepararla su quanto fosse accaduto in casa sua. Ora l'abitazione è inagibile. Che cosa ha detto la signora? È rimasta allibita perché purtroppo non ci credeva, non è mai successo niente, però purtroppo Guido Bertilla, basta una volta solo, tutto là. Ancora cronaca, 59enne in gravi condizioni dopo lo schianto con la sua auto. Siamo dal Tivoli, è successo poco dopo le 14. Un probabile malore, poi la sbandata e lo schianto terribile con l'auto che carambola fuori strada e finisce in un fossato contro la spalletta di cemento dell'ingresso di un passo carraio. Dentro, incastrata e ferita, una 59enne che viene estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco, non senza difficoltà visto lo stato della vettura, e poi trasportata con l'elisoccorso in ospedale a Treviso. L'incidente è avvenuto alle 14 lungo la strada provinciale 667 in via Piave a Caselle di Altivole. I pompieri arrivati da Castelfranco con il supporto dei volontari di Asolo hanno messo in sicurezza l'auto e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno liberato la conducente dalle lamiere della Renault Clio. Sul posto anche i carabinieri per eseguire i rilievi e deviare il traffico. La 59enne è in serie condizioni ma fortunatamente non in pericolo di vita. E soltanto qualche ora prima, a Monastier, un'altra auto fuori strada, ma stavolta per colpa delle fiamme. Il conducente ha fatto in tempo, fortunatamente, ad accorgersi del rogo che si stava innescando e ad abbandonare la vettura prima che fosse troppo tardi. L'incendio ha distrutto la macchina sotto gli occhi degli altri automobilisti incolonnati. Cade nel canale Brentella, ma fortunatamente due passanti vedono la scena e si tuffano a prestare soccorso. Il fatto è avvenuto questa notte, siamo a Montebelluna, dove un 40enne italiano, risultato poi in stato di alterazione dovuta all'alcol e in precarie condizioni, è scivolato nel canale poco dopo le 4. Siamo in via Santa Caterina. A salvarlo due membri della comunità Sinti che vivono in quella zona. Grazie alla prontezza dei passanti è stato tratto in salvo. Sul posto i carabinieri e il SUE, ma l'uomo è stato portato in ospedale. Andiamo a Vivaro, nel Pordenonese, dove sarà lutto cittadino per i funerali del piccolo Gabriele Cesarotto, 10 anni, morto investito dallo scoppio dell'ordigno bellico che il nonno stava disinnescando. L'anziano resta grave, il racconto e lo shock dei vicini. Il giorno del funerale proclameremo il lutto cittadino in segno di rispetto e di partecipazione della comunità tutta a questo tragico evento. È il gesto dell'intera comunità di Vivaro che si stringe attorno alla famiglia Cesaratto, colpita dalla tragedia di un nonno che ha causato la morte del nipote. E qui dentro, l'officina il numero 16 di Via del Pozzo, che nel tardo pomeriggio di ieri Silvio Cesaratto, 73 anni, avrebbe tentato di aprire la spoletta di una bomba, forse un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale. Con lui l'inseparabile nipotino Gabriele di 10 anni e tanta curiosità. Tutto questo quando attorno a questa morsa è accaduto l'irreparabile. Ieri ero in camera e fuori di camera mia ho sentito un botto, un rumore sordo, sembrava quasi come se una macchina fuori casa mia avesse chiuso la portiera in modo forte, quindi non mi sono neanche preoccupato. Dopo ho sentito l'elicottero arrivare, ambulanze e ho pensato subito al peggio. Probabilmente il tentativo di aprire l'ordigno l'ha fatto deflagrare e i vetri rotti sparsi all'esterno descrivono la potenza dell'esplosione che ha colpito alle gambe il nonno, ma purtroppo ha investito totalmente il bambino. Abbiamo sentito più che altro passare ambulanze in continuo, poi abbiamo visto l'elicottero e a quel punto abbiamo capito che era successo qualcosa qui nelle vicinanze. Siamo arrivati, c'era già i vigili del fuoco, ambulanze e poi detto da tutti c'era stata questa esplosione. Immediato il ricovero all'ospedale di Pordenone per il piccolo che però è morto nella notte. Anche il nonno si trova ricoverato in condizioni serie ma non in pericolo di vita e ora dovrà rispondere di omicidio colposo e detenzione di esplosivi.
Per tutta la serata di ieri gli artificieri dei carabinieri giunti da Udine hanno controllato l'officina per vedere se erano depositati altri ordigni. È vero che qui c'è una tradizione di recuperanti, cioè che c'è la passione per il recupero? Ti direi di sì, sì. Purtroppo sì, è risaputo che tante persone vanno a prendere questi residui, quello che trovano. Qui la pratica dei recuperanti è quindi un fatto storico, dettato un tempo dalla fama ed ora da un pericoloso collezionismo magari legato al vicino poligono di Tiro. C'è il più grande poligono del nord Italia, il poligono Cellina Meduna, ed è attivo, però so di per certo che usano proiettili inerti, quindi privi di possibilità di esplodere. Pertanto escludo che possa esserci un collegamento su questa vicenda. Sicuramente in passato poteva esserci qualche rischio in più, anche perché sul territorio si trovavano ordigni della Seconda Guerra Mondiale, magari inesplosi. Vendemmia e lavoro irregolare sono scattati gli annunciati controlli dei carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro di Treviso nei vigneti. In particolare a San Polo di Piave scoperti 10 romeni impiegati in nero, a Maser 4 italiani sempre in nero. Nel complesso le violazioni accertate hanno portato a sanzioni per 55.000 euro. L'addio al Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, profondo cordoglio anche in Veneto, regione dove aveva studiato e alla quale era legato soprattutto da profondi rapporti di amicizia. Bandiere a mezz'asta negli edifici regionali fino a martedì, giorno del funerale di Stato e lutto nazionale. L'esame di maturità classica al liceo Tito Livio di Padova nel 1942, il legame con Venezia ed i colleghi di partito e soprattutto le amicizie profonde di tutta una vita, con Gianni Pellicani soprattutto e poi Massimo Cacciari, Luigi Nono. È lungo e profondo il rapporto di Giorgio Napolitano con il Veneto e all'indomani della scomparsa del Presidente emerito della Repubblica è unanime il cordoglio. Tantissimi messaggi di ricordo del Presidente, primo a salire al Colle 2 volte. Per me Napolitano è stato il presidente dell'autonomia, scrive il governatore del Veneto Zaia. Un giorno gli chiesero cosa pensasse delle autonomie. Lui spiazzò tutti rispondendo con una frase che io cito spesso tuttora: l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità. È con lui che sono partito con la battaglia per l'autonomia. Molte le visite di Napolitano in Veneto, a Venezia e a Mestre soprattutto, ma anche a Padova, e una sola volta a Treviso nella primavera del 2007, un'unica visita voluta per incontrare le categorie produttive e per capire da vicino istanze e fermenti di un territorio, una visita che lasciò il segno a partire dalle parole sul federalismo fiscale, definito una necessità assoluta e prioritaria. Il federalismo fiscale non è più un tema di discussione, non può essere più un tema di discussione. Si è discusso all'infinito. E poi le parole di commiato apprezzate dalla affollatissima platea di imprenditori grandi e piccoli. Spero che voi possiate accogliere la mia presenza oggi come un riconoscimento e un omaggio sincero e convinto che io rivolgo a voi tutti, alla vostra terra, a quello che avete creato e state creando. In seguito alla scomparsa del Presidente emerito della Repubblica, tutti gli edifici della Regione del Veneto esporranno le bandiere nazionale ed europea a mezz'asta fino a martedì, giorno della celebrazione del funerale di Stato e lutto nazionale. I dati della CGA di Mestre, la pagina economica, sono quasi 118.000 le famiglie venete in povertà energetica. Stiamo parlando di 267.000 persone che nel 2021 vivevano in abitazioni poco salubri, scarsamente riscaldate d'inverno, poco rinfrescate d'estate, con livelli di illuminazione scadenti e un utilizzo molto contenuto dei principali elettrodomestici. I nuclei familiari più a rischio sono costituiti da un elevato numero di persone. Sentiamo le dichiarazioni di Paolo Zabeo con i dati della CGA di Mestre. Le famiglie in povertà energetica faticano a riscaldarsi d'inverno, a raffrescarsi d'estate e a illuminare sufficientemente l'abitazione nelle ore serali. Nonostante in quest'ultimo anno le bollette siano diminuite, rispetto al periodo pre-Covid il costo del gas e dell'energia elettrica è comunque più che raddoppiato. Bene fa il governo a prorogare i bonus in scadenza a fine mese. Tuttavia qualche aiuto ulteriore andrebbe messo in campo per i lavoratori autonomi, che dall'impennata dei costi energetici sono stati gli utenti più penalizzati.
Ieri a Treviso la visita del generale di brigata Giuseppe De Liso, comandante della Legione Carabinieri Veneto con sede a Padova, giunto per visitare il comando provinciale dei Carabinieri di Treviso e ricevuto dal comandante provinciale il colonnello Massimo Ribaudo. L'incontro si è svolto nella cornice di Palazzo Zuccareda di via Cornarota, dove il generale De Liso ha salutato gli ufficiali, i comandanti di tendenza e stazione della provincia ed una rappresentanza dell'Arma in congedo. Il generale ha espresso apprezzamento per l'impegno profuso quotidianamente da tutti i militari, richiamando l'importanza del ruolo degli uomini e delle donne dell'Arma nell'assicurare prossimità e vicinanza alle operose comunità della provincia trevigiana. Successivamente il colonnello Ribaudo ha illustrato al comandante della Legione in un briefing dedicato alla situazione complessiva e all'andamento operativo del comando provinciale. Nei prossimi giorni il generale De Liso incontrerà le autorità cittadine del capoluogo. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità. A tra poco. TG Treviso, ben ritrovati ora con le immagini. Andiamo in Piazza dei Signori a Treviso per la festa dei 50 anni della nostra famiglia. La disabilità è un cambio di rotta molto profondo e che però porta anche difficoltà ma anche delle grandi opportunità, di grande umanità soprattutto. Luisa è una delle tante mamme cui la nostra famiglia ha aperto le porte con la sua capacità di ascolto e presa in carico con un programma di cura e riabilitazione. C'è il rischio di fronte ad una diagnosi di disabilità grave per un figlio di sentirsi soli, confessa. La nostra presenza oggi qui in piazza è per dire grazie. Un ringraziamento corale ad un'istituzione presente nella Marca da 50 anni con centri ospedalieri ed extraospedalieri e a Conegliano con un istituto di ricerca. Noi a Treviso abbiamo 1 migliaio di utenti ambulatoriali, 60 utenti diurni. È stato un percorso ricco di emozioni, ricco di vicinanza alle famiglie. Siamo particolarmente orgogliosi di concluderlo qui in centro città. Per l'occasione a Treviso anche la Presidente nazionale Luisa Minoli. La sfida per il futuro con i 125 progetti di ricerca portati avanti, ma anche la sfida dell'inclusione. Sempre più la nostra società deve essere in grado di accogliere le persone fragili e dare loro un posto dignitoso, anzitutto nella scuola, nel lavoro. La messa in Duomo e poi la festa in piazza con uno spettacolo di comicità sostenuto dagli alcuni che ha fatto ridere grandi e piccini. Presenti i comuni di Treviso, Mareno di Piave e Conegliano, oltre alla regione con il consigliere Roberto Bett e la scuola con la dirigente Barbara Sardella. Sono bambini che, avendo bisogno di ausili particolari, naturalmente non possono esercitare il loro diritto all'istruzione nelle normali aule scolastiche, quindi in questo la collaborazione è fondamentale e, come si diceva poco fa, è una istituzione importantissima sul territorio. Lutto nel mondo del calcio per la morte di Bernardino Fabian, nato a Resana 73 anni fa, prodotto del vivaio interista, giocò con i neroazzurri dal 1970 al 1972, vincendo lo storico scudetto del 71. Nella stagione 71-72 prese parte alla partita di Coppa dei Campioni contro il Borussia, conclusasi con la sconfitta per 7-1, è passata alla storia per l'episodio della lattina che portò all'annullamento della gara e alla sua ripetizione. Successivamente giocò nella Reggiana, nel Novara, chiuse la carriera con Abano nel 1979 di ruolo centrocampista. Ha collezionato complessivamente 34 presenze in Serie A, 63 presenze in Serie B. E sono oltre 600 le persone che ieri sera a Treviso hanno partecipato al Treviso Urban Trail, oltre 10 chilometri di corsa in notturna attraverso piazze e vicoli della città. Seconda Treviso Urban Trail, centro Marca Banca! Tante piccole lucine in corsa che hanno illuminato la città di Treviso. È la seconda edizione della Treviso Urban Trail che ha registrato oltre 600 partecipanti. Siamo soddisfatti, abbiamo raggiunto i 600 iscritti, quindi per noi è un grande successo e quindi continuiamo su questa strada. Novità di quest'anno, con la corsa competitiva e non, l'apertura della gara a tutti con bambini e nonni che si sono cimentati nella corsa notturna a fianco degli atleti professionisti. Rinnovato anche il tracciato, oltre 10 chilometri che si sono snodati tra alcuni degli scorci più belli della città, resi ancora più suggestivi dall'atmosfera notturna. Abbiamo trovato alcuni angoli molto belli, abbiamo avuto l'apertura straordinaria dei giardinetti di Sant'Andrea
quindi abbiamo cercato di valorizzare alcuni angoli della città, Piazza Rinaldi e altri vicoletti molto nascosti. Sì, abbiamo toccato la pescheria, abbiamo toccato l'università, la zona lungo il Sile, che il Sile è sempre molto bello, e quindi abbiamo toccato un po' tutti i punti più belli della città. Soddisfatti organizzatori e sponsor. Correre è la più bella metafora della vita, c'è una partenza, c'è un lungo percorso da fare, da percorrere, ci sono delle soste, ci sono momenti difficili, momenti più facili, ci sono dei compagni di viaggio e c'è un traguardo da raggiungere con degli obiettivi. Quindi il nostro obiettivo è quello di promuovere uno stile di vita attivo e sano. Al traguardo trionfo della marca con Marco Meneghel, 22enne di Cison di Valmarino, primo ad arrivare sulle mura, a Martina Zanette, 45enne trevigiana, la vittoria nel femminile. Apriamo ancora una piccola parentesi legata al maltempo. Questa è la situazione della tangenziale di Treviso. Esattamente in questo momento, mentre vi stiamo parlando, una bomba d'acqua si è abbattuta anche su Treviso. Sta piovendo e la grandine anche molto forte. Traffico è stato segnalato lungo la tangenziale, iniziano a formarsi le prime code, dunque attenzione ovviamente se dovete mettervi alla guida perché la pioggia è molto forte, sta iniziando a grandinare. Questa è la situazione nella tangenziale, lungo la tangenziale di Treviso, bomba d'acqua dunque in città. E ora siamo alle notizie che ci portano a Belluno e provincia. Parliamo degli infermieri, il personale non manca ma ci sono diversi problemi che sta attraversando la categoria, li ascoltiamo. Tanto necessari quanto ormai difficili da trovare. Parliamo delle professioni infermieristiche. Il contratto ne gratifica sufficientemente il ruolo, ma è giudicato deficitario sotto il punto di vista economico. Le coordinatrici di sala ne hanno parlato, fermo restando che i vuoti in organico in Italia sono ormai decine di migliaia. Il problema grosso ora che affrontiamo noi coordinatori infermieristici nella quotidianità è appunto lavorare in isorisorse e anche sotto risorse perché non c'è personale infermieristico neanche operatori, a dire la verità, e la nostra sfida è quella di mantenere comunque uno standard assistenziale elevato. È un convegno per spiegare a tutti i coordinatori dell'azienda e anche extra azienda il contratto vero e proprio. Una professione in evoluzione che tra Belluno e Feltre conta su una quarantina e poco più di persone con non poche complicazioni, perché spesso gli incarichi sono a scavallo tra un reparto e l'altro e chi coordina deve quindi destreggiarsi tra problematiche diverse. Problemi che però non scoraggiano chi è innamorato di un lavoro che comunque è, resta e deve essere una missione prima che uno stipendio. Ormai la professione infermieristica è una professione comunque di sacrificio, è una professione a turni dove si prevedono Natali, primi dell'anno eccetera, e la popolazione giovane che c'è adesso, i ragazzi giovani tendono invece ad avere una qualità di vita migliore e quindi magari cercano altre professioni. A questi giovani cosa direbbe rispetto al vostro lavoro? Che è una professione meravigliosa che ti appaga moltissimo. Io la consiglierei a chiunque perché sono ormai più di 30 anni che lavoro all'interno dell'azienda e che le soddisfazioni che danno i pazienti, le utenze in genere è impagabile. Vladimir Luxuria parlerà di diritti LGBT in un centro diocesano, sembra una contraddizione in termini, ma è quello che accadrà la prossima settimana a Belluno. Lavatrice antifascista con in mezzo Vladimir Luxuria, un'idea firmata Anti e Comitato Ciao per una conversazione spettacolo tra resistenza, diritti LGBT e Costituzione. La provocazione della manifestazione è proprio esplicita nel manifesto in cui si chiede cosa c'entrano i diritti Rainbow con la cultura antifascista. È una posizione che nella storia italiana non era acquisita, quella dell'antifascismo, che arrivava anche a questi ragionamenti dopo l'adesione di ANPI al primo Pride. Abbiamo ritenuto come ANPI
di rendere esplicita questa nostra adesione con una riflessione comune su temi che non sempre sono scontati. La collaborazione con ANPI e CIAO è dovuta principalmente per un ordine di condividere quella che è la resistenza, quindi dal punto di vista storico, ma anche la resistenza sul territorio e anche su il volere di riconoscere la Costituzione e la democrazia. Cosa c'entra l'antifascismo con i diritti Rainbow? È il sottotitolo di Lavatrice antifascista. Bocche cucite da parte dei promotori. Unica possibilità andare venerdì prossimo alle 18:30 presso Sala Muccini del centro Giovanni XXIII in Piazza Piloni. Ci aspettiamo intanto di confrontarci con una persona che può dare degli spunti, probabilmente con delle chiavi di lettura diverse e sicuramente qualcosa di stimolante. Da Vladimir mi aspetto sicuramente intelligenza, ironia, ma anche una riflessione franca sullo sviluppo difficile dei diritti e della loro difesa anche all'interno della sinistra. Imparare divertendosi è questa la filosofia alla base dei percorsi didattici proposti dal Museo Etnografico Dolomiti. Per i bambini di scuola dell'infanzia ed elementari i percorsi prevedono metodologie e tecniche di didattica attiva con momenti ludici ed esperienziali. Per quelli più grandi, sempre di elementari e medie, i percorsi prevedono invece un viaggio tra gli antichi mestieri ma anche nella storia dell'emigrazione bellunese. I percorsi e i laboratori per le scuole andranno avanti per tutto l'anno scolastico. Continuiamo a parlare di scuola perché a Belluno torna il pedibus. Vediamo. Dopo le lezioni della Polizia Municipale in piazza di una settimana fa, il progetto del pedibus aggiunge 2 tasselli. Da lunedì i bambini andranno a scuola a piedi anche a Cavarzano e in centro storico. Prosegue e si amplia così l'iniziativa iniziata nel 2016, sospesa per un certo periodo ai tempi della pandemia e lo scorso anno ripartita dalla scuola Rino Sorio di Mussoi. A volerla il Comune di Belluno, l'USL che l'ha inserita nel più ampio progetto Vivo Bene Veneto e i genitori delle scuole. Esordiscono così lunedì 2 inedite linee del pedibus all'interno del progetto Guadagnare in Salute della USL Dolomiti in collaborazione con il Comune e con il supporto delle scuole e dei comitati dei genitori. È un progetto nel quale credo moltissimo per la sua valenza educativa. Infatti i bambini socializzano, conoscono il territorio, sviluppano autonomia ed apprendono come ci si muove nelle strade, grazie anche al momento di formazione con gli agenti della polizia locale rivolta agli adulti accompagnatori e ai bambini che precederà l'avvio dell'attività. L'obiettivo è quello di educare i bambini al movimento, di far imparare loro le regole della strada, di stimolare un approccio sostenibile alla mobilità. Da lunedì dunque il trenino dei bambini partirà anche a Cavarzano, diretto verso la primaria Tina Merlin e da Porta Rugo, in centro storico, per accompagnare gli studenti delle scuole al Parco Città di Bologna, con una trentina di piccoli passeggeri. Posso così dire che siamo partiti con il piede giusto. Infatti, alle adesioni che sono pervenute nel mese di agosto, stanno arrivando adesso, grazie al successo dell'iniziativa, anche nuove richieste, alle quali cercheremo di allargare il progetto con la ricerca di nuovi volontari. Ci fermiamo, era il nostro ultimo servizio, siamo come sempre alle previsioni del tempo, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, buona serata con Antena 3, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Previsioni per domenica 24 settembre. Sul Veneto, tempo variabile con possibili precipitazioni a carattere di rovesci nelle prime ore del mattino. Sono previste schiarite nel corso della giornata a partire dalle zone settentrionali. Temperature in leggero aumento, minime comprese tra i 16 e i 19 gradi, massime tra i 21 e i 24 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia, la giornata sarà caratterizzata da tempo variabile, previste schiarite durante le ore centrali.
Temperature minime in lieve diminuzione tra i 14 e i 17 gradi, massime comprese tra i 21 e i 23 gradi. Sul Trentino Alto Adige, tempo prevalentemente soleggiato, possibili annuvolamenti durante le prime ore della giornata. Temperature minime stabili intorno ai 10 gradi, massime comprese tra i 22 e i 23 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.